Michele Fedrizzi è un giovane con molta gavetta alle spalle, dalla Serie C fino ad arrivare alla Serie 1 e a tutti i trofei che tu hai vinto. Cosa ti hanno insegnato queste stagioni passate nelle differenti categorie? Sicuramente mi hanno insegnato che ci vuole tanto sacrificio e tanta dedizione, tanto impegno per arrivare ad ottenere risultati importanti, insomma. Quindi sì, ho fatto tutto il giovanile a Trento, i primi anni di A1 a Trento, sempre facendo molta panchina, che però mi hanno aiutato ad avvicinarmi sempre più all'alto livello, insomma. Padova è una squadra giovane, l'anno scorso ha raggiunto i playoff dopo 11 anni che non arrivava a questo obiettivo. Cosa ti piace di questo progetto? Sicuramente il fatto che, appunto, come hai detto tu, è una squadra giovane, quindi sono sicuro che soprattutto in allenamento ci daremo molto da fare per dimostrare, insomma, di poter competere con le altre squadre, e sicuramente penso che anche quest'anno l'obiettivo sarà arrivare ai playoff e spero che ci riusciremo. Hai già avuto modo di parlare con il coach Valerio Baldovin? Sì, ci ho parlato qualche giorno fa. Io Valerio lo conosco già da parecchi anni perché mi ha allenato nelle nazionali giovanili, e il fatto che ci sia lui ad allenare a Padova è stata un fattore che per me è stato determinante per scegliere di venire, perché mi sono sempre trovato molto bene con lui, ho una grande stima, quindi sono contento di poter stare con lui. Quali sono le tue caratteristiche da schiacciatore, se dovessi così descriverti in poche parole? Non sono molto alto, però ho dalla mia un grande salto, e penso che questo in questi anni mi ha aiutato sicuramente. Spero di riuscire a sistemare un po' la ricezione, il muro, che magari sono fondamentali, in cui faccio un po' più di fatica. Tu hai la passione della musica, ho visto che sì. Ti piace fare anche il DJ. Sì. Che canzone ti piacerebbe dedicare a Padova al tuo arrivo alla nuova stagione, se tu ne dovessi scegliere una adesso? Ora come ora qualche titoli non me ne vengono in mente di specifici. Sicuramente una canzone bella carica, nel senso che sono carico anch'io, non vedo l'ora di iniziare questa stagione, quindi c'è una canzone bella carica che metta adrenalina. Un saluto a tutti quanti i tifosi di Padova, e spero, anzi sono sicuro ci troveremo bene. Non vedo l'ora di vedervi al palazzetto numerosi, quindi a presto.